dobbiamo evitare altre restrizioni, altre misure. Roma non deve imporre un nuovo lockdown, in questa direzione devono andare gli sforzi del Veneto. Lo aveva anticipato il ministro per gli affari regionali Boccia alcuni giorni fa, non possiamo escludere, aveva detto, la chiusura dei confini tra le regioni. Oggi è il presidente Zaia che, annunciando il ritorno delle previsioni dell'algoritmo, dà i nuovi dati dei contagi e dei ricoveri effettivi, escludendo così ogni ipotesi di emergenza sanitaria. Per noi l'indicatore vero è l'ospedale, ma scusate, noi ci stiamo occupando di sanità pubblica. Se c'è l'ospedale che non è in difficoltà, perché 29 persone in terapia intensiva in tutto il Veneto su 4.900.000 eventi non mi sembra una grande incidenza. Il 96% dei contagiati in Veneto è asintomatico. A marzo invece un positivo su 3 veniva ricoverato in terapia intensiva. Non abbiamo i ricoveri e il carico in ospedale che avevamo a marzo. Cambia poi l'età media di chi si positivizza. Siamo passati da un'età mediana di 60 a 65 anni del positivo a un'età mediana di 40 a 45 anni. Tradotto, il Covid si contrae maggiormente con una vita attiva nelle situazioni in cui i contatti sociali sono particolarmente favoriti. In questi casi serve più attenzione. C'è un calo di attenzione e c'è un abbassamento della guardia irresponsabile. Restano basse le percentuali di contagio in classe. Ad oggi si è ammalato solo lo 0,4% degli alunni e lo 0,25% degli operatori scolastici. Attenzionato il caso veneziano con un boom di contagi nelle ultime 48 ore. A Venezia esiste un caso a Venezia perché c'è un cluster veneziano e quindi noi abbiamo un focolaio, Dal Ben stamattina ne ha parlato, non c'è nessuna tragedia ma vanno seguiti. Sul fronte tamponi, il Veneto, dopo il test rapido validato da Roma, sta testando anche i test fai da te, che potrebbero rappresentare la nuova frontiera nella gestione del contagio. Vi posso garantire, visti, toccati con mano, Rigoli ha già anche dei kit validati che arrivano dall'estero per, diciamo, l'autosomministrazione del fai da te. La stoccata alla fine arriva per la Svizzera, che ad oggi segna il doppio dei contagi giornalieri rispetto alla nostra regione. Fanno anche metà dei tamponi nostri, hanno il triplo, 1,5 volte di positivi. Forse dovremmo chiudere noi le frontiere.